era soltanto una guerra di petrolio, una guerra di interessi, una guerra fatta veramente per poter cercare di elevare alla massima potenza le loro prestigiose risorse economiche. Ebbene, noi non dovevamo intervenire, però siamo intervenuti e siamo stati anche messi in prima linea. Ebbene, signori, tanti di loro hanno perso la vita in una malattia che chiamavano leucemia. Sono tornati per colpa dell'uranio impoverito, ricoverati, ammalati, tornati veramente a curarsi qui in quest'isola, dove appunto c'erano le madri e i padri che aspettavano a porta aperta che i figli tornassero. Questi figli che sono partiti sani e purtroppo sono tornati malati. Ebbene, siamo andati a visitare una famiglia che vive qui a Cagliari, dove ci ha raccontato la madre e il padre di come hanno dovuto vendere le greggi, le vigne, i terreni, le case, per poter curare la malattia del figlio, pensate, perché lo Stato si è dimenticato di loro, non gli ha riconosciuto le cause di servizio, quindi tristemente per loro hanno dovuto lottare tra la vita e la morte, tra medicine costosissime, e hanno dovuto veramente ipotecarsi tutto per salvare la vita di un figlio. Ora mi chiedo quante vite ancora questa terra dovrà spendere, dovrà regalare a una guerra americana dove noi non c'entriamo niente, dove noi veramente siamo stati chiamati così in parte soltanto perché uno Stato centrale ce lo ha chiesto. Diceva un amico come Pierangelo Bertoli: a stare in trincea sono gli uomini normali, non i capi di Stato o i generali. A stare in trincea sono gli uomini normali, non i vescovi e neanche i cardinali. È la povera gente che va in trincea, signori, credete, ed è proprio così. Ed è la povera gente che muore. Non siamo dietro le scrivanie, non siamo dietro le poltrone, no. A loro malattie non gliene attaccheranno mai sicuramente, però ai nostri giovani le hanno attaccate. E mi ricordo sempre le parole di un politico che disse che bisognava stare tranquilli perché sicuramente avrebbero fatto tutto ciò che era possibile fare. Però è morto Valery Melis, il maresciallo Diana sta morendo e tanti altri ragazzi giovani stanno morendo per colpa di una malattia che forse non doveva neanche attaccargli, per colpa di una guerra che forse non doveva neanche iniziare. Le parole erano queste. Vorrei dire a Melis e a tutti quanti gli altri ragazzi, per quanto ci riguarda, devono avere la tranquillità che non soltanto si faranno tutti quanti i controlli medici, ma che anche coloro che hanno contratto delle patologie, per qualunque ragione, noi non li lasceremo mai soli. Li hanno lasciati soli. Prima in partire, ma scrivi anche le schive, vite come me. Sul governo convivi e se sente questa guerra. Su solo un'missione d'attacco, questa è sparare. Dice tua visume un candolo da tornare. Partiu per una guerra, chi deve cominciare? Chi se ne è morto senza sparare? Chi tende chi superare? Senza sparare.